Pareva che gli si butta su a casa e botta sta forte. Una sorta di campo di battaglia come se fosse esplosa una bomba. E questa è la scena che si sono trovati davanti la signora che è stata la prima a soccorrere i tre occupanti dell'Audi e poi i soccorritori. L'auto era posizionata proprio in questo punto con il muso davanti e completamente capovolta. Una vittima è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, le altre due sono rimaste intrappolate tra le lamiere. Non resta quasi nulla della potente Audi A6 di proprietà di Edward Doi, 45 anni, nato in Albania ma residente a Pontelongo. È una delle tre vittime del terribile schianto lungo la strada regionale piovese. Con lui viaggiavano Diego Rampazzo, 46 anni, di Sant'Angelo di Piove di Sacco e Martina Pagnin, 46 anni, di Legnaro, morti tra i rottami accartocciati del veicolo. Era da poco passata la mezzanotte in via Romea a Legnaro. L'Audi A6 con i tre amici a bordo arrivava da Sant'Angelo di Piove di Sacco. Non pioveva, ma l'asfalto era viscido. Cosa sia accaduto lo stabiliranno le indagini condotte dai carabinieri. Il veicolo è quasi certamente volato fuori strada finendo nel fossato. La sua corsa è terminata contro il muretto di questo ponticello dove l'auto si è fermata per poi essere sbalzata sulla ghiaia. Una scena impressionante quella che si è parata davanti ai soccorritori, un campo di battaglia con pezzi dell'auto sparsi dappertutto, sulla ghiaia del cortile della casa, nel fossato. Lo specchietto retrovisore interno è volato così lontano da infilzarsi nel vetro della finestra al primo piano dell'abitazione, dove è stato recuperato in mattinata dai carabinieri. Per estrarre i corpi incastrati nell'abitacolo, i soccorritori, i vigili del fuoco, il personale del SUEM hanno lavorato quasi 4 ore. Una notte terribile per Vittoria che vive qui con Titina. Sapete che è spaurata perché ho 90 anni, una certa età, ti senti ste botte e te sei. Non so niente di cosa che si tratta, sempre tanta paura.